3 anni e 3 giorni dopo dall'ultimo raduno, oggi i militanti della Lega si ritrovano sul pratone di Pontida per uno stress test inatteso, non programmato quando è stata decisa la data di oggi. Tra una settimana infatti ci saranno le elezioni e oggi di fatto la Lega misura se stessa, misura i suoi militanti per capire se il 25 settembre potrà ancora rimanere aggrappata a un partito, quello di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che sembra essere un pigliatutto. Persino in Veneto, persino in Lombardia, 2 regioni, roccaforte del Carroccio. Qui sul pratone c'è un po' di tutto, c'è chi rimpiange la Lega Nord, le bandiere di San Marco, c'è chi crede in Matteo Salvini, anche se la sorpresa annunciata per oggi potrebbe essere il discorso del Senato